Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Vidor, in provincia di Treviso. Faremo un percorso bellissimo e semplicissimo, che ha un nome tutto particolare, dal Sacro al Prosecco. Cammineremo infatti fra le colline del Prosecco, lungo un percorso d'anello di circa 8 km. Il percorso è segnalato da questi cartelli dedicati. Inizia al centro di Vidor, dove c'è la chiesa e dove c'è anche il municipio. Ma se non trovate parcheggio lì, perché i parcheggi sono piuttosto limitati, fate circa 400 metri, che comunque sono parte del percorso, verso il centro commerciale e lì di parcheggi ne trovate quanti volete. Sinistra, sinistra. Adesso siamo usciti dalla parte abitata e cominciamo quella in mezzo alla natura. Fra poco arriveremo sulle rive del Piave. Facciamo una capatina in riva al Piave. Torniamo sul sentiero. Dopo questa seconda digressione verso le rive del Piave, ci dirigiamo verso il primo punto di interesse della giornata di oggi, e cioè l'abbazia di Santa Bona, che sarebbe l'abbazia di Vidor, che è proprio qua sopra. Ecco, questa è una delle tante tabelle di questo itinerario e riguarda proprio l'abbazia di Santa Bona, c'è tutta la storia. Ecco, questa è l'abbazia di Santa Bona.
Bellissima, Sì. è molto estesa anche. Sì, qui a sinistra. E dopo l'abbazia di Santa Bona, la prossima tappa è il Col Marcon, ricco di storia molto più recente. Alla base del Col Marcon c'è una bellissima tabella che illustra tutto l'itinerario. Noi adesso siamo qui e saliremo al Col Marcon, poi torneremo giù e proseguiremo il giro. Ufficialmente inizia da qui, dove c'è questo parcheggio in centro a Vidor, ma noi invece abbiamo parcheggiato qui perché non abbiamo trovato posto. Dopodiché abbiamo fatto lungo il Piave, l'abbazia di Santa Bona e adesso siamo qui. Poi proseguiremo e faremo questo giro qui. Qui è tutto collinare in mezzo alla collina del Prosecco. E torneremo al punto di partenza che per noi però è questo qui. Eccoci qua. E dopo la visita alla cima del Col Marcon torniamo alla tabella precedente e riprendiamo il nostro percorso. In questo momento stiamo costeggiando il torrente Teva, che ci accompagnerà a lungo in questa escursione di oggi. Ecco, qui c'è un ponticello e attraversiamo una prima volta il torrente Teva. Rispetto alla tabella precedente ci siamo spostati da qui a qui dove c'è l'area picnic. La prossima tappa è questa qui, la Madonna delle Grazie. A destra, sì.
Eccoci qui, siamo presso la Madonna delle Grazie. Da qui inizia il percorso di rientro che si svolgerà tutto collinare. Bene, riprendiamo il nostro percorso dopo la visita alla Madonna delle Grazie e andiamo qui a destra. Arrivati a questo punto ci sono dei cartelli del nostro percorso che vanno sia di qua che di là. Questo è il braccio che scende giù a Colbertaldo, ma noi non lo facciamo perché poi bisognerebbe comunque tornare qua e quindi il nostro anello continua da questa parte. Cosa vuol dire continuare o andare qua dentro? No, è a destra perché quella dritta finisce. A sinistra, su in salita, verso il Colpo Lenta. In questo tratto le indicazioni sono un po' sparite, ci siamo aiutati con altri percorsi fatti in senso contrario, esatto. Sì. E sbucati su questa strada però abbiamo scoperto... Qui c'è una fressa. Sì, questa indicazione qui è diversa, completamente diversa da quella che abbiamo avuto finora, però c'è scritto lo stesso. Appena leggibile. Appena leggibile, dal Sacro al Prosecco. E a pensarci bene non è neanche la prima. Di qua non c'è nessuna indicazione. No, però è proprio qui a sinistra. Dritto e si torna indietro e ci stiamo dirigendo verso il Colpo Lenta. Qui di nuovo un segno al contrario. Eccolo qua, questo qui è il Colpo Lenta. Quindi di qua. Siamo proprio sotto il Colpo Lenta e qui si può andare da questa parte oppure di qua che dovrebbe salire in cima. Proviamo ad andare di qua, vediamo se c'è qualcosa di interessante in cima, magari il panorama. È ripidissimo! Ecco, infatti questo percorso passa per la cima, mentre l'altro taglia sotto. Qui c'è una panchina e lì anche dei cartelli. Ecco, l'abbiamo fatto solo per fare un po' di fatica, no? Sì, in più. Esatto, perché la strada è qui sotto. Ecco, adesso la prossima tappa è il Col Carpenon. Seguiamo il percorso principale. Col Carpenon. Ok, questo qui sopra, adesso ci saliamo anche in cima. Qua. Qua.
Un bello strappetto, per fortuna è molto breve. Ripido, ma c'è una visuale da qua fantastica. Vale la pena? Sì, sì, questo è il punto più alto di oggi, ben 235 metri. E guarda qua cosa c'è, una citazione dell'infinito di Leopardi. E adesso cominciamo a scendere e la prossima tappa è il castello di Vidor. E arrivati in cima al colle dove ci sono i resti del castello di Vidor, ricompaiono magicamente le tabelle. Adesso basta scendere brevemente e questo è il punto di partenza standard, che è il centro di Vidor, la chiesa parrocchiale. Per noi poi il percorso continuerà fino al parcheggio successivo dove abbiamo lasciato l'auto. È stata una bellissima passeggiata, molto semplice dal punto di vista tecnico, però forse un po' lunga e quindi di livello escursionistico. Dal percorso dal Sacro al Prosecco è tutto, grazie e alla prossima!